oggi, primo giorno di vendemmia, mi dicono, si comincia a vendemmiare oggi, quindi è una giornata molto speciale. Presentiamo la 19ª edizione del Jazz and Wine Office. Jazz and Wine è un incontro di musica, di grandi eccellenze musicali, un incontro di grandi eccellenze musicali con un grande territorio, che è il territorio di Venezia Giulia, che è il Coglio, un territorio che si presenterà al Jazz and Wine in autunno, quindi con dei colori che saranno una poesia per chi verrà in questo festival. Il Jazz and Wine è un modo di vivere un'esperienza. Dico un'esperienza perché non è solo musica, non è solo vino, ma sono tante cose messe insieme che rappresentano il nostro territorio. E io ringrazio tutti gli attori, tutti i partecipanti, perché per poter fare un Jazz and Wine così, 17 concerti, dimore storiche a nostra disposizione, grandi cantine, c'è un lavoro di squadra enorme, a partire dalla disponibilità e dalla presenza della nostra regione. E io ringrazio l'assessore Torrenti che è qui per portarci il saluto e una presenza importante per noi. Assessore, cosa ci dice? Tocca a me? Sì, tocca a lei. No, sono contento di voi. Diciamo, tante volte noi possiamo anche metterci un po' di soldi, ma poi se non abbiamo chi li spende bene, poca bella figura facciamo. Quindi io faccio della figura gratis di solito, nel senso che c'è qualcuno che vorrà fare. Quindi diciamo, noi abbiamo sostenuto da subito con convinzione, al di là delle risorse, insomma, la manifestazione. Conoscevo per altri motivi del tempo il controtempo, parole, ma e quindi c'era la certezza che realmente, come si dice qualche volta, anche in questo caso cerchiamo di fare veramente un investimento, diciamo, delle risorse che mettiamo a disposizione, non una mera spesa, no? Cioè qualcosa che si torni indietro come immagine, come qualità, come cultura, ma anche come economia in questo caso, perché muove molte persone, muove molto interesse e le muove complessivamente, dando una fisionomia alla nostra regione che poi dura tutto l'anno. Non è che il festival certo dura il giorno che dura, oggi una settimana, grande successo, molto pubblico, molto pubblico austriaco, il nostro, e quindi diciamo testiamo presenze specifiche, ma fa parte di quella attrattività complessiva che la nostra regione sta cercando di costruire, e anche diversa a volte, insomma, anche dai vicini di casa, da altre aree del nostro paese, che mi sembra che abbiamo sempre avuto, che sono diversi, ma che stiamo cercando di utilizzare mirando in maniera un po' più precisa i nostri interventi. Quindi qua poi c'è un territorio che collabora, il sindaco e tutte le aziende che hanno compreso di fare anche lo spirito con cui ci si sta muovendo, le vedo quando vado, diciamo, soddisfatte anche proprio del risultato della serata, cioè, diciamo, credo che partecipino anche emotivamente in qualche modo, non solamente economicamente, e quindi veramente è una delle persone di cui siamo più contenti. Tra l'altro, ne parlavo poco fa con loro, diciamo, noi siamo, diciamo, il The Wine, in qualche modo qua in Coglio è uno dei primi, no, a livello nazionale, diciamo, forse quello che per primo si è dato dei parametri precisi di qualità musicale e anche enologica, perché è inutile fare una grande musica con un vino con i brividi, insomma, no? E su questo modello nostro stiamo cercando anche in tutta Italia, no, di fare in modo che anche dalle altre parti non ci siano, come dire, schizofrenia da questo punto di vista, quindi essere contagiosi in senso positivo, in modo tale che tutto questo modello nostro, diciamo, poi possa essere compreso a livello nazionale ed essere realmente uno dei nuovi asset del paese anche dal punto di vista turistico, perché nel nuovo piano di turismo, dove si stanno cercando nuovi prodotti, diciamo non prodotti commerciali, prodotti turistici, pacchetti turistici da promuovere, è importante che questo del rapporto musica-vino ci sia, il jazz in particolare, ma che sia coerente in tutto il paese, perché poi quando vai a promuoverti a migliaia di chilometri di distanza uno non capisce se è in Coglio, se è in Langhe o se è,
no? Ecco, quindi l'importante è che ci sia una standardizzazione positiva, ma mi pare che c'è la volontà del Ministro, c'è la volontà dei nostri colleghi, dei nuovi colleghi. Ecco, prossimamente, per 2 giorni, domani all'Aquila, ci sarà un incontro importante. Doveva esserci questo importante incontro jazzistico all'Aquila, anche col Ministro, con tutti noi, io coordino i difensori della cultura del Paese, regionali, e invece purtroppo il disastro del terremoto diciamo della zona umbra laziale delle Marche ha sconsigliato insomma una sovraesposizione anche mediatica. Cioè lì si ricordava sul terremoto dell'Aquila, insomma in questo caso siamo stati purtroppo superati dagli eventi in modo negativo, quindi diciamo faremo questo incontro successivamente, ma intanto loro si vedranno, ecco. Quindi diciamo grazie a loro che fanno questa manifestazione, grazie a tutti quelli che ci credono, grazie alla stampa se ci aiuterà ovviamente a promuoverla correttamente e con forza. Siamo convinti che nel tempo non potrà che crescere, svilupparsi ed essere insomma uno dei modelli diciamo complessivi insomma, di attrattività della nostra area regionale. Jazz in Wine è il territorio e qui abbiamo il padrone d'Italia, abbiamo il sindaco che ci ospita da 19 edizioni, vero sindaco? Sì, innanzitutto io saluto tutti, anche a nome dell'assessore Nadalutti, in modo particolare l'assessore regionale Torrenti che ha voluto essere presente a questo incontro e che ringrazio non solo per l'attenzione che ha sempre dimostrato in questi anni nei confronti di questa nostra iniziativa, ma anche di altre iniziative che si svolgono a promuovere, di Corpus Libri, di attività teatrali, quindi c'è questa sensibilità che ci fa piacere sottolineare. Il Presidente della Camera di Commercio Madris, anche lui molto vicino alla nostra città, con cui abbiamo in questi ultimi tempi diverse questioni, quindi diversi lavori che stiamo portando avanti assieme, anche che vogliono caratterizzare il nostro territorio, da un lato con l'abbellimento della nostra città, quindi l'abbattimento della caserma tramite anzi un finanziamento della Camera, e anche l'ampliamento dell'enoteca, quindi un argomento e una questione molto caratterizzante per la nostra città. Ringrazio la Fondazione Cassa di Risparmio che oggi è presente con 2 rappresentanti, con Roberto Polini che invito nuovamente a sedersi in prima fila e con Giulio Valentini, ecco, vecchio nostro conoscente, quindi animatore di Controtempo, fondatore. Naturalmente io mi limito a dire che Jazz in Wine non penso oramai è diventato un appuntamento tradizionale, atteso non solo da Cormos ma dall'intero territorio, perché è un'opportunità non solo per fruire di buona musica, perché è quindi di poter incontrare artisti, musicisti di grande spessore internazionale, ma per quanto riguarda la nostra comunità, quindi ecco l'attenzione con cui l'amministrazione comunale segue sempre queste vostre proposte, è proprio per il ritorno concreto che sul territorio questa iniziativa ha, e soprattutto perché non solo in questo periodo gli agriturismi, i ristoranti sono pieni, le aziende agricole vendono notevoli quantità di vino, ma abbiamo notato che c'è anche un rientro successivo, perché molti che non conoscevano queste zone, soprattutto austriaci, che apprezzano quindi l'ambiente, il buon mangiare, il buon bere, tutto quanto, ritornano e alcuni di questi hanno comprato a casa, quindi significa che c'è un rientro immediato grazie a molte cose, ma anche grazie ad iniziative come queste di Jazz in Wine. Quindi l'amministrazione comunale, per quanto può, sostiene l'iniziativa da 19 anni. Io ringrazio veramente coloro che hanno proposto 19 anni fa la stagione, coloro che oggi si danno da fare con grande passione, perché effettivamente questi risultati si ottengono sia anche perché ci sono dei finanziamenti, ma soprattutto perché c'è tante persone che si dedicano volontariamente, che con grande passione seguono questi eventi e fanno sì che possano avere un esito estremamente positivo. Quindi io li ringrazio per l'attività che svolgono e anche per tutte le altre attività che
assieme portiamo avanti durante l'anno, perché oramai diciamo, non è l'unico appuntamento che ci vede protagonisti come amici di Controtempo. Quindi senz'altro sarà anche quest'anno, e sentiremo dal programma che abbiamo già visto, sarà un'edizione molto valida, quindi io auspico, spero che ci sia ulteriore successo rispetto agli anni precedenti. Sottolineo il fatto che il coinvolgimento in questi ultimi anni anche delle aziende agricole sta veramente portando a notevoli risultati, quindi l'idea è stata veramente molto bella. Quindi grazie nuovamente ai partecipanti, benvenuti a tutti quanti voi e grazie naturalmente agli amici di Controtempo che danno alla nostra comunità e all'intero territorio questa grande occasione d'opportunità. L'anno scorso è stata un'edizione di grandissima qualità e dai grandi numeri. Sottolineavi prima, sono 19 anni di un continuo miglioramento e di continui successi, e se secondo me è difficile organizzare qualcosa di successo, è ancora più difficile riuscire a portarla avanti per 19 anni con dei miglioramenti costanti. Il programma di quest'anno è, oserei dire, impressionante, quindi sicuramente penso che sia un lavoro che inizia già oggi per il prossimo anno, presumo, se non prima. Ed è un programma notevolissimo, anche quest'anno sarà un successo assicurato, speriamo che poi il tempo ci sia amico come l'anno scorso. Questi anche la Camera di Commercio di Gorizia, Presidente, se ci dice due parole anche lei sulla vostra preziosissima e importante collaborazione per il nostro festival. Intanto con il buongiorno si inizia sempre nel migliore dei modi. Grazie a nome anche dell'ente che rappresento, grazie dell'invito, perché la vicinanza che ritengo in questo lungo percorso la Camera ha sempre dimostrato all'iniziativa è sintomo di un attaccamento al territorio. Quando parlo di attaccamento al territorio, ammesso già che domani sarò flagellato, perché come ricordava il sindaco, e dai con l'enoteca di Cormons, e dai con la caserma che dobbiamo demolire, sembra che tutte le attenzioni del Bisontino sono rivolte a Cormons. La mia è una battuta per dire che in questo momento c'è un grande fermento di idee, una grande voglia di fare su vari aspetti, ma su varie parti di questo territorio, quindi doveroso, oltre che essere un piacere, prima di tutto per la Camera sostenere questo tipo di iniziative, quindi si sposa pienamente a tutte quella voglia di fare che sta nelle persone, perché prima di tutto ci vogliono le idee stanno all'interno delle teste delle persone, ma ci vuole tanta passione, ci vuole cuore, perché poi dopo 19 anni queste manifestazioni continui a crescere, non è una cosa, spesso lo diamo per scontato, no? Perché una volta che sei partito poi le cose vanno avanti da sé, non è vero perché devi metterci sempre innovazione, devi sempre metterci della novità, devi metterci sempre qualcosa che sia assolutamente affine al territorio, e qui Jazz and Wine si sposa perfettamente, perché se parliamo della cultura musicale in un ambito molto specifico è quello del jazz, ma ci mettiamo territorio, parliamo di un territorio di eccellenza, penso ai vini, ma non solo ai vini, perché poi rischiamo di dimenticare tutti gli altri, è un connubio che si sposa perfettamente bene. E mi piace anche, ascoltando le parole prima dell'assessore Torrenti, ma quanto ha detto il sindaco e anche l'assessore del comune di Cormons, in realtà questa manifestazione io mi permetto anche di considerarla a tutto tondo una delle manifestazioni forti che il territorio isontino dell'ex provincia di Gorizia domani vedrà come partner fisso vicino al suo fianco sempre la Camera di Commercio, attraverso un'iniziativa che poi abbiamo sposato in piena sinergia con Promo Turismo FVG, che è un progetto che andremo a presentare a brevissimo, che si chiama Gorizia 3.0, nel quale tutto il territorio, voglio dire, di questa ex provincia è stato coinvolto, e a vari titoli abbiamo fatto proprio uno screening di tutte le manifestazioni, chiamiamole prima di eccellenza, ma tutti coloro i quali potevano portare un'idea costruttiva, e a pieno tondo, ripeto, a pieno titolo c'entra sicuramente Jazz and Wine. Perché? Perché se parliamo di territorio, quando parliamo di territorio dobbiamo parlare di assolutamente territorio inteso come articoli, proposte che il territorio riesce a dare, idee, cultura, e spesso io ho usato un termine magari che può essere brutto, turismo culturale, ma soprattutto industria della cultura, perché l'industria della cultura vuol dire
saper proporre la cultura sotto una veste nuova, che non è merchandising, non vuol dire svendere, ma vuol dire attrarre sul territorio anche attraverso eventi culturali, non solo, ma anche attraverso culturali. E quando parli di cultura veramente parli a 360 gradi di una miriade di iniziative, di proposte che possiamo dare, di cui il territorio del Friuli Venezia Giulia, in particolare Cormons, Enrico e Premio, quindi ha quella forza, ha quel desiderio, dico anche motivato, quella necessità di proporre tutta questa capacità di fare. Quindi nel futuro non ci smarcheremo, ma saremo ancora più vicino a questo tipo di manifestazione in un'ottica di sinergia attraverso il progetto camerale, ma soprattutto in piena sinergia con la Regione Friuli Venezia Giulia. Di Genuine, complimenti agli organizzatori di questa sta conducendo da tanti anni. Complimenti, perché veramente è una manifestazione qualificante. Dico, spero che non ci siano sovrapposizioni anche in questa manifestazione, perché siamo un territorio piccolo, siamo una provincia piccola, abbiamo tante idee, ma non possiamo polverizzarle in questa maniera. Quindi complimenti di nuovo agli organizzatori e non mancherà sempre il sostegno, come ad altre manifestazioni di Cormons, da parte della fondazione. Ci sarà l'etichetta d'autore, non vi svelo ancora chi sarà l'autore, ma avremo l'etichetta d'autore, un famoso disegnatore, si trasferirà nel Coglio 2 o 3 giorni e girando le cantine produrrà tutta una serie di etichette che poi omaggeremo alle nostre cantine che ci ospitano, se lo vorranno domani usare per i loro vini. Abbiamo giustamente parlato di collaborazioni e noi abbiamo imparato molto nei mesi scorsi andando a questi incontri con la Promoturismo, che ringrazio. Il Friuli è terra di festival e noi vogliamo veramente dialogare con i festival, ma non a parole ma a fatti, e quindi abbiamo cominciato a sentire vari festival qui del territorio per produrre qualcosa che sia una produzione fatta insieme a Jazz & Wine. Abbiamo sentito la Casa del Cinema di Trieste, con la quale produrremo un piccolo corto, stiamo vedendo di organizzare questo concorso, quindi produrremo anche un corto e non solo. Abbiamo aperto una nuova collaborazione con Il Messaggero e ringrazio i ragazzi che sono qui, perché ci sarà Young Jazz Wine Reporter, quindi i ragazzi gireranno con un camper e produrranno degli articoli, delle loro considerazioni, e sarà come un magazine. Non a caso abbiamo aperto con un magazine della giornata dove ci racconteranno dal loro punto di vista cos'è questo Jazz & Wine. Abbiamo iniziato una collaborazione con Jazz & Wine Storia e quindi produrremo dei racconti, delle storie del Coglio, cos'è la storia del Coglio, cos'è questo territorio, e da quest'anno inizia una nuova collaborazione con teatri associati, con le quali stiamo artisti associati, con i quali inizieremo a collaborare con una scontistica reciproca per i concerti, e a breve avremo anche una conferenza stampa assieme per presentare il Jazz & Wine e anche la loro